Eccoci qua, siamo ritornati. Esempio spinto avevo lasciato alla pubblicità. Facciamo questo esempio, facciamo capire ai nostri telespettatori di cosa stiamo parlando e poi entriamo nello specifico. Ma nel mondo edile esistono dei protocolli di costruzioni che sono chiamati, possono essere casa clima addirittura gold con targa oro, passive house, cioè, di tutto. dove effettivamente vanno a fare anche addirittura, quindi non sto parlando di impianti, fa conto te, cioè non sto parlando di impianti, fanno addirittura delle prove, dei test che mettono in pressione l'edificio e vanno a monitorare nel tempo la perdita di pressione dell'edificio, quindi vanno a, come possiamo dire, a monitorare gli spifferi, che si chiama blower door test. Quindi edifici di questo tipo molto spinti, che hanno bisogno di pochissima energia, ma è sempre quella poca che è rapportata all'inverno. Perché se questo edificio noi lo facciamo a Bolzano, dentro alle vallate bolzanesi che sono bellissime e non hanno bisogno di un apporto estivo, va bene. Può esistere che la casa sia anche autosufficiente se orientata bene, l'irraggiamento solare attraverso le vetrate fatte altrettanto meglio può bastare, cioè proprio si crea un equilibrio, sì. No? Ma se questo edificio io lo sposto, lo porto in Val Padana, il mese di luglio di quest'anno, abbiamo avuto anche addirittura dei blocchi macchine perché siamo andati oltre i 45 gradi al sole. Poteva anche lasciarlo a Bolzano città. No, va bene, io l'ho portato a casa nostra, quindi per vantaggio non l'ho portato a casa nostra perché allora i telespettatori capiscono cos'è caldo. Certo. Allora, questi edifici proteggono per un certo tot di ore diciamo all'irruenza del sole, perché dopo inizia a penetrare, perché la struttura non contiene oltre un tot d'ore, dopodiché inizia a penetrare questo calore dall'esterno. Ma non è questo che noi dobbiamo creare un impianto per questo motivo. Lo creiamo perché all'interno tutto ciò che d'inverno scalda ed è gratuito, d'estate non è gratuito. Frigoriferi, televisori, computer, persone. Noi stiamo facendo impianti dove ci sono soggiorni e cucine da 50 metri quadri. Potranno esserci là una decina di persone a far festa. Certo. Bene. La passività potrà esistere nella Val Padana nel periodo estivo? No. No. Quell'ambiente ha bisogno di un impianto, per forza. Dimensionato correttamente? Certo, dimensionato correttamente. E aggiungo un'altra piccola cosa. Di cosa stiamo soffrendo nel nostro settore? Che c'è una, come possiamo dire, una netta divisione tra ciò che è la teoria, calcoli termotecnici, legge 10 e tutto il resto, e ciò che effettivamente accade all'interno degli edifici delle persone, legata anche ai consumi della bolletta. Già, quello è l'altro aspetto. E anche questa è una questione molto importante. Cioè tutto ciò che noi stiamo edificando è veramente un qualcosa che non consuma? Gli spettatori che ci stanno ascoltando sono molto convinti che se loro, e qua li sfido, che se loro fanno un impianto di fotovoltaico da 7-8 kW sopra la loro casa, ben isolata, mettano su qualsiasi tipo di pompa di calore che possa esistere nel mercato, magari anche quella che costa meno, tanto cosa serve? Ho il fotovoltaico che mi dà la gratuità dell'energia. Questa è una vera fantasia, è una pura fantasia, perché se andiamo a vedere la curva di produttività del fotovoltaico, la maggior produttività ce l'ha durante il periodo estivo, quindi potrò avere il raffrescamento estivo gratuito, ma nemmeno quello notturno. Io non posso obiettare niente perché non sono a conoscenza, quindi sento quello che lei sta dicendo da tecnico. Ho il fotovoltaico che d'estate sta producendo un'infinità di energia, io ho la mia pompa di calore che sta raffrescando la casa, di conseguenza quell'energia è gratis, cioè la produco, la consumo. Ma io non riesco ad avere il frigo con lo stesso fotovoltaico o la ricarica elettrica della macchina? È solo che d'inverno non abbiamo la stessa produttività da questo fotovoltaico. E ci sarà un dispendio energetico? Io dovrò assolutamente prelevare dalla rete, e speriamo di prelevare dalla rete il meno possibile,
e di conseguenza pagarle in bolletta. Quindi il fotovoltaico non è che ti porta, leggevo un post l'altro giorno, proprio stamattina, fai un impianto fotovoltaico, ti riduciamo le bollette di un 90%. Ma te lo devi far sottoscrivere, che è vero, perché se non è il 90% te le pagheranno loro, allora sta roba. Quindi una pompa di calore. Noi viviamo proprio di queste cose che siamo, diciamo, scollegati dalla realtà. Una cosa è dire una cosa o calcolare un'idea di impianto, ma se non vai a monitorare veramente cosa succede all'interno delle case, non ti rendi conto di quante scemenze stiamo dicendo? No, ma il problema è sempre quello, come diceva, ho capito, però lo diceva prima anche Alberto Malerba, ha dato 2 o 3 elementi che però fanno riflettere tantissimo. Io mi devo fidare a questo punto di un professionista che ha competenza, che ha esperienza, che già da 2 o 3 parole mi fa capire che dietro c'è un mondo di studio solo dietro un infisso, che uno può sembrare la cosa banale, in realtà no, perché deve essere... Non va data la fiducia, va anche guadagnata. Esatto, bisogna... Esatto, quindi non è così semplice, perché lei sta tirando fuori degli elementi che vanno a contraddire degli slogan, per carità, o delle affermazioni ragionate che uno può trovare e può studiare. Questo sconvolge un po' tutto il sistema. Quando Energetica fa un edificio 8 anni fa da circa 600 metri quadri, tutto con soffitto radiante perché il cliente gli chiedeva una climatizzazione anche estiva senza aria. Abbiamo le foto di soffitto radiante. Il massimo del comfort, quindi se parliamo anche di abitare meglio parleremo anche di benessere. No? Infatti l'ha detto. Però ci siamo posti il quesito consumando meno. Sì. Allora, qua ci sono, ecco, questo è un soffitto radiante ed è esattamente questo che abbiamo fatto. Se dopo va avanti con le foto vedete anche le pompe di calore, quelle con gli allettoni grandi, una bella macchina. Su questo edificio sono state messe 2 di quelle pompe di calore. Cos'è successo l'anno scorso? Con l'aumento dell'energia, questo edificio è divenuto non energivoro perché la struttura non era più energivora, è scadente, no? È diventato energivoro perché si è raddoppiata la bolletta, è passato da 7 a 8 mila euro di gestione all'anno, sto parlando di 700 metri quadri di edificio, quindi non sono tanti, tenendo calda anche una piscina da 50 metri cubi, va bene, una casa di lusso. Certo, Okay. ecco, questo è l'impianto. Questa è la pompa di calore che abbiamo installato. A 13-14 mila euro col raddoppio della bolletta dell'anno scorso. Sa quanto fotovoltaico che ha sopra il tetto questo edificio? 20 kilowatt e consuma, comunque paga in bolletta 13.000 euro all'anno. Se non ce li avesse... Domanda che mi faccio, ma dovremmo farcela tutti questa domanda qua, a cosa serve questi 20 kilowatt sopra il tetto? Cioè a cosa serve? Cioè che bolletta avrebbe avuto allora? Allora, un conto è dire, sicuramente il settore mi dirà, ma è obbligatorio metterlo su sti fotovoltaici? Vabbè. È obbligatorio perché non ti danno il permesso di costruire. Vabbè, spero che domani non ti dicano che sia obbligatorio andare anche dentro il fosso. Cioè, sì. Dobbiamo anche ragionare con la testa, no? Allora, che sia obbligatorio va bene, ma che siano criticabili anche le norme che non ci aiutano, anche questo. Su questo edificio stiamo pensando di sostituire queste pompe di calore con una soluzione geotermica. Infatti stavo pensando, ma allora il geotermico si può entrare in gioco? Certo. Allora, vediamo, già che, architetto. Architetto. No, non volevo parlare del geotermico perché è lui il santone, però adesso volevo mettere in evidenza questo aspetto che si diceva prima. Fermandoci anche sul fotovoltaico, Malerba parlava di fiducia, ma tu puoi essere anche un gruppo di professionisti seri, retti, che hanno le idee chiare e che ti dimostrano un contropensiero con tanto di dati, come ci capita spesso con Fantin, Energetica, però la comunicazione di massa che tutti noi oggi sopportiamo è molto più potente. Ad esempio faccio questo aspetto perché i telespettatori capiscono che non ci stanno molto simpatici i fotovoltaici. In questo torno di tempo in cui c'è questa forte ideologia sulla sostenibilità ambientale, no? Siamo proprio convinti che il fotovoltaico è così sostenibile, ma sostenibile rispetto a che cosa?
allora si dice il pannello fotovoltaico una volta che finisce il suo ciclo di vita lo puoi tranquillamente riciclare al 90% se non ricordo male. No? È vero, la somma dei componenti di un pannello, che sono il vetro, l'alluminio, il silicio, le puoi sicuramente recuperare. Però il problema è che non è che tu recuperi i singoli elementi. Cioè il tema del riciclaggio di questi è un problema immenso che l'Europa sta interrogandosi. Cosa ce ne facciamo di tutte queste generazioni? Perché il mercato vive con la continua produzione di elementi nuovi. Tutti gli elementi vecchi dove vanno? Noi sappiamo cosa è successo ai nostri materiali edili, sto parlando delle famose lamiere in alluminio, ce le troviamo nel Sahel. Chi di noi ha avuto esperienza di fare piccole cose in Burkina Faso si trova non l'argilla per fare i mattoni crudi, perché i colonialisti occidentali che siamo noi non facciamo altro che esportare tutto ciò che noi, a pagamento, tutto ciò che noi non usiamo più. No? Quindi anche questi pannelli fotovoltaici, da un lato avremo la retorica, ma facciamo del bene perché l'Africa è un pozzo di... L'altra questione che metto in evidenza è questo, ma questo silicio, che noi lo vediamo sotto forma di pannello, dall'altra parte del mondo, perché prevalentemente mi pare che sia in Cina, viene escavato. Viene escavato e noi non sappiamo in quali condizioni. Anzi, non lo sappiamo. In più poi deve essere anche lavorato e nell'ambito della lavorazione, della filiera, viene lavorato attraverso l'uso di cloro, di solventi che vanno a mescolarsi in acqua, terra e aria. A tal punto che ci sono state le interrogazioni alla CEE 2 anni fa al Parlamento che chiedevano chiarimenti se era possibile venire a produrre in Europa il silicio proprio per evitare l'inquinamento ambientale previsto dall'altra parte. E poi si è chiesto anche di verificare effettivamente il costo del riciclaggio, perché se è vero che oggi noi abbiamo perso molta parte del potere d'acquisto e siamo veramente in piena povertà, i costi energetici. Perché non ragioniamo proprio dell'esperienza comune che passa attraverso le cose che stiamo dicendo oggi, no? Ecco perché insistiamo sulla qualità e poi sulla questione anche della geotermia. Cioè la geotermia, faccio questo piccolo inciso, all'inizio del 2000, quando si è incominciato, Casa Clima nasce e in qualche modo si sviluppa, geotermia e pannelli fotovoltaici erano 2 modi per alimentare gli impianti che venivano sullo stesso piano. Si parlava, si discuteva, eccetera, e si pensavano anche a degli scenari possibili. No? Dopo 5-6 anni i pannelli fotovoltaici sono decollati, però la geotermia è rimasta lì. La geotermia che è un modo molto più insito all'ambiente, no? Perché non fai altro che inserire delle sonde e prenderti il calore che viene nel sottosuolo. Infatti a questo punto, siccome ha parlato di geotermia, andiamo direttamente a parlare di questo, quindi supportati anche dalle immagini e poi do la parola anche a voi con i vostri apporti fondamentali, perché li ha dato decisamente là e anche i nostri telespettatori dicono ma cosa stiamo parlando. Vediamo anche il supporto di immagini che ci fanno capire di cosa stiamo parlando, prego. No, allora mi collego dicendo che effettivamente noi dovremmo, per creare una edilizia sostenibile, noi dovremmo mettere a confronto le varie tecniche possibili, ma in tutti i versanti, prestazioni, quanto durano nel tempo, chi li potrà utilizzare, riciclare, l'evoluzione del prodotto, cioè un'infinità. La geotermia di fronte a questa valutazione vince sempre. Vediamo la casa, l'immagine della casa dove c'è la geotermia, questo spaccato. Faccio un esempio, un impianto fotovoltaico da 5, 6, 7 kW sopra il tetto ha una produttività annua, stimata da tutti. Questa è una geotermia fatta con acqua di falda, cioè praticamente dove è permesso di farla posso prelevare l'acqua di falda e la porto alla pompa di calore. Perché parliamo di geotermia? Perché l'acqua di falda è a 10 gradi, è come io avessi una pompa di calore in una situazione autunnale 10 gradi senza umidità e una prestazione che da 3,5, 3,6 passa a 6. Quindi possiamo dire che riduciamo la spesa di un 80% facendo un impianto geotermico. Dove non c'è l'acqua di falda? Dove non c'è l'acqua di falda ci sono altri slide più avanti che fanno dei pozzi, delle trivellazioni fino a 100-120 metri, vengono messi giù 4 tubi, 2 sono quelli che lavorano, altri 2 sono di riserva eventuali.
Durata di questo sistema di impianto, stimato minimo 50 anni, non abbiamo storia, ma in Svezia ci sono impianti che hanno 70 anni di questo tipo e non c'è fatta nessuna modifica, evoluzione, li ho tolti perché si sono rotti, li ho cambiati, cioè niente, zero. Quindi chi fa geotermico non pensa alla propria generazione e alla propria tasca, ma pensa anche alle 2 generazioni dopo. Infatti. Quindi noi dobbiamo approcciare, se vogliamo rendere l'edilizia sostenibile, a pensare a chi viene dopo di noi. E il fotovoltaico non lo sta facendo. Non lo sta facendo il fotovoltaico questo. Mi dispiace dirlo, ma certo, no. Non lo sta minimamente facendo. Perché quando noi abbiamo un edificio che ha 20 kW sopra il tetto, è in pompa di calore, sta sfruttando la massima della prestazione della pompa di calore perché il sistema radiante è in bassa temperatura e abbiamo un coefficiente di prestazione da queste macchine aria-acqua che è comunque alto. Perché vediamo le foto, magari chiedo alla regia se ce le mette anche lavoriamo in onda, con un gruppo svedese che la patria delle pompe di calore non è nata in Italia. No. No, infatti. No, la tecnica non è italiana ma è bensì Nord Europa e noi dobbiamo andare a imparare da loro. Allora, quando passa da una bolletta con queste macchine, da una bolletta da 7.000 euro, adesso per mantenere l'edificio ne spende 14, questo signore è disposto a spendere altri 40-50.000 euro tra sonde, centrale termica nuova e tutto il resto, perché ha capito che se di questi 13-14.000 euro io abbasso il costo di un 60-70% e in più mando in detrazione l'impianto, l'ammortamento è di 7-8 anni. Certo, quindi... Cosa fa la geotermia? Allora, mettiamo a confronto le 2 tecniche. Fotovoltaico 5 kW, produttività annua 7.500 watt. Perché? Il sole è sempre quello, non è che cambi, sempre quello. Quanto produce in termini di energia una sonda geotermica? È un dato spaventoso, 40.000 kWh, cioè 5 volte di più. Allora mi domando... Costi? No, mi domando perché mi fa anche un po' arrabbiare sta roba qua, perché effettivamente se noi siamo proiettati al basso consumo, mi devi rendere libero di adoperare qualsiasi tecnica. Questo è l'impianto però? Sì, questo è l'impianto, questa è una pompa a calore geotermica su un condominio da 600 metri quadri, fatto a Battaglia Terme, qua vicino. E questi stanno spendendo praticamente niente tutti i condomini, pochissimo, poco, però è eterna sta roba qua. Allora mi devi rendere libero, tu che sei il legislatore, mi dai le regole di come progettare, di come fare, non mi devi dire che è obbligatorio il fotovoltaico, mi devi dire progetta meglio che puoi, consuma meglio che puoi, meno che puoi, ma adopera tutte le rinnovabili possibili. Quindi maggiore libertà. Quindi io posso decidere che faccio 2 sonde geotermiche ma non mi faccio l'impianto fotovoltaico? Allo stato attuale no. Purtroppo i clienti devono fare il fotovoltaico e chi ha un'ambizione geotermica per le generazioni future farà il geotermico. Ma se lo paga. Ma se lo paga. Questo non va bene. Non va bene, se c'è qualcuno che ci ascolta e magari gli stiamo anche un po' dando fastidio, non va bene comunque. Anche perché i costi del geotermico. Perché la tecnica o la rendi libera a veramente ad abbassare i consumi, oppure la vincoli in questa maniera, ma non la controlli se sono abbassati i consumi, non è transizione ecologica sta roba qua. Assolutamente. No, mi dispiace, ma non è così. Mamma mia. Allora, scusami, volevo fare una precisazione perché prima non aveva completato Fantini. Cioè, è vero la versione che tu prelevi l'acqua dalla falda, lo puoi fare, anzi, con quello che sta arrivando nei prossimi 10 anni bisogna stare attenti anche alla questione della siccità. No, ma infatti io quello dell'acqua l'avrei messo un po' marginale, perché questa è una più, cosa, però l'altro modo è quello invece, a ciclo chiuso, certo, nel senso che c'è quello ad aghi. Esatto. Cioè un fluido convettore praticamente che prende il calore in funzione dell'inverno o dell'estate da 100 metri sotto e ritorna su, quindi tu fai solo un buco
per poter avere lo scambio di calore di questo fluido che va nelle macchine. Infatti no, questo. La seconda cosa che spesso succede è far capire che con la geotermia io non faccio electricità. No. Perché una delle cose, uno dei grossi problemi che sta incominciando a diffondersi è questo. Quanta elettricità posso avere? No, la geotermia non fa elettricità. I pannelli fotovoltaici fanno elettricità, ma la geotermia non fa elettricità. Non ho fatto bene a precisare perché non è dato per scontato. Due secondi e dopo mi taccio. Noi stiamo facendo insieme in collaborazione con l'architetto anche Calegaro una costruzione dove è stato scelto proprio l'impianto geotermico. Ma perché è stato scelto? Proprio la fase vincente è stata questa. Se il fabbricato ha bisogno di più estivo come potenza, come fa bisogno, la geotermia ti garantisce che se hai un sistema radiante a soffitto che lavora intorno ai 16-18 gradi, la geotermia ci permette io credo la regia si mette in onda di adoperare la temperatura del terreno, che è sempre intorno ai 10-12 gradi, a scambiarlo direttamente dentro casa senza attivare la pompa di calore. In termine tecnico si chiama free cooling, active cooling. Chiaro? Sì, il fotovoltaico fa questo di notte? No, la pompa di calore deve funzionare. Solo una domanda, dopo voglio parlare subito appunto del tornare a bomba, ai principi costruttivi eccetera. Questo impianto a soffitto, poi se i nostri telespettatori vanno sul vostro sito internet di energetica, pompa di calore, super radiatori eccetera, trovano tantissime altre immagini di tutto e la di documentazione descrittiva al dettaglio, ma se anche si viene a visitarci, il calore d'inverno sale verso l'alto e sotto sto al fresco. No, allora... Proprio rapidissimo. Rapidissimo. Prima Calegaro diceva una cosa molto importante, adoperare l'inerzia termica dell'immobile. Perché noi lavoriamo col radiante e specialmente a soffitto? Perché primo è veloce. Quindi se io creo una costruzione che durante il giorno utilizza l'irraggiamento gratuito e non ha bisogno dell'impianto, l'impianto sta spento. Però devo avere un impianto veloce che vada a coprire la fase notturna. Quindi e la fase diurna. In 20 minuti questo scalda. Benissimo. Irraggia. Sì, l'aria calda va su, ma l'irraggiamento è un'onda termica, è indipendente, va sempre dalla parte opposta. Non ci credete, ci venite a visitare con una termocamera, vi mettiamo la termocamera sopra il pavimento del nostro ufficio e vedrete che il mese prossimo il nostro pavimento del nostro ufficio è quasi vicino alla temperatura superficiale del soffitto. C'è mezzo grado di differenza. Quindi, perché non si fa tanto soffitto negli edifici? Perché c'è scarsa voglia di farli, punto. No, è più semplice farlo a pavimento. L'altro segreto è che questo deve essere che l'edificio è altamente performante dal punto di vista dell'isolamento. Esatto, infatti ha aperto la porta, qua stiamo vedendo appunto l'applicazione a parete, questa è l'altra possibilità anche a parete, un edificio, passo subito a lei la bomba, altamente performante, cosa vuol dire? Chiedo anche dalla regia il supporto delle immagini. Sì, intanto un altro esempio per far capire che il caldo va verso l'alto. Abbiamo parlato all'inizio di un involucro altamente performante e di prove a tenuta all'aria di edifici altamente performanti, che su edifici commerciali questa prova, diciamo così, passa un po' in sordina perché la normativa non la richiede, e quindi, però insomma in edifici altamente performanti... vediamo magari la foto, faccio un'immagine, chiedo alla regia. Sì, dovremmo avere una slide di cosa stiamo parlando, insomma di questo blower Dorta Est. Su questa sono le dispersioni un po' generalizzate dell'involucro edilizio, però su questi fabbricati insomma altamente performanti, i moti convettivi interni che siamo abituati ad avere nei fabbricati dove viviamo, magari che hanno la sua età, non esiste più in fabbricati altamente performanti. Ecco che non esiste più il fatto che il caldo vada verso l'alto, perché i moti convettivi d'aria all'interno del fabbricato non ci sono, quindi percepiamo molto l'irraggiamento dell'impianto e percepiamo molto il comfort abitativo che deriva dall'involucro. Faccio un altro esempio. Vediamo un'altra foto intanto della regia. Con una temperatura fuori di -5 e all'interno abbiamo una temperatura di comfort di 20 gradi, perché questa la percepiamo come comfort, dobbiamo alzare la temperatura superficiale delle nostre pareti, del nostro tetto, del nostro pavimento. Questo riusciamo ad ottenerlo con un involucro altamente isolato.
quindi deriva principalmente da lì. Poi l'impianto, in quella piccola, quello poco che serve farà la sua parte. Ecco, prima c'era l'immagine del problema dell'umidità che viene prodotta anche dall'abitare all'interno. Un altro aspetto molto importante è quello di come si comporta il vapore all'interno di questi fabbricati molto isolati, che è un problema di chi ha magari acquistato case nuove da poco tempo, che purtroppo ce ne sono parecchi che hanno anche questo problema, pur avendo magari una ventilazione meccanica controllata, magari poco dimensionata, o addirittura non faccia solo un ricambio d'aria dei locali ma non regoli l'umidità interna dei locali, può creare dei grossi problemi di condensa sia superficiale che interstiziale. Che cos'è la condensa? Non è una cosa fantastica, è una cosa reale che si manifesta in fabbricati altamente isolati. Sì. Faccio un esempio: una famiglia di 4 persone produce circa 10 litri di vediamo acqua, l'immagine precedente che era quella che spiegava di vapore al giorno. Da dove deriva? Cucinando la pasta, facendoci la doccia. Quindi, per carità, la VMC fa il suo lavoro, ma deve essere ben dimensionata e l'aria deve essere ben trattata. Questo vapore dove si deposita? Si deposita in quei punti dove l'involucro edilizio, dove in certi punti, come parlava Malerba prima, una perfetta finestra altamente performante, però non installata nel modo corretto, dove non c'è shutterbox, insomma, crea degli spifferi, esatto, dove non sono stati utilizzati sistemi di isolamento e di applicazione del serramento come shutterbox. Quelli sono punti che creano dei grossi problemi, magari non superficiali ma interstiziali. C'era una slide poco fa di condensa interstiziale che può far capire cosa si crea all'interno delle stratigrafie dei materiali, perché le case di oggi non sono, generalmente dico, non sono murature monolitiche, ma sono strati di materiali dove uno è lo strato strutturale, un altro è lo strato di isolamento termico, un altro è lo strato di tenuta all'aria, è fatta di vari stratigrafie per fare un ottimo involucro edilizio. Quindi queste sono tutte cose che vanno progettate e studiate in fase di progetto. Andiamo in pubblicità. Una cosa importante, faccio notare ai nostri telespettatori, che lei dice, vede, condensa superficiale, cause insufficiente isolamento o ponti termici. Sì, invece le banale, cause di una diciamo, condensa interstiziale, che penso che sia altrettanto grave perché va alla beccare. No, è molto più grave. Infatti, errata stratificazione, e qui vuol dire che il costruttore ha una sua responsabilità, immagino. I progettisti, diciamo, perché il costruttore esegue. Sì, mancata tenuta all'aria è un'altra. Sono tutte, tra virgolette, semplificando, grandi rogne per chi vive quell'immobile là, perché dopo metterci le mani sono problemi. Vi interrompo un attimo, andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo insieme perché completiamo questo discorso sul costruire, perché dopo apriamo la strada, l'autostrada anche agli serramenti, alle finestre, che sono altrettanto importanti, perché sono sempre delle modalità per isolare, coibentare, ma rendere più vivibile la nostra abitazione. Tra poco.